ai nostri rappresentanti qui al tavolo con la preghiera di illustrare la loro attività che fanno in regione e a Guglielmo del suo nuovo incarico a livello provinciale. Ecco, sottolineo in particolare un dato. Guglielmo a San Pietro di Cariano ha sicuramente trainato il voto della nostra lista perché è stato la persona con il più alto numero di preferenze. Adesso lo vado a memoria, con 334 voti a San Pietro di Cariano ha preso di preferenza, cioè ha preso la bellezza del 40% dei voti espressi a favore della nostra lista, quindi credo che vada dato anche che conferma la stima e la reputazione che ha Guglielmo all'interno della nostra comunità. Ora lascio la parola a loro tre. Franco farà il regista, il coordinatore, e chiedo ai tre rappresentanti di illustrare l'attività che attualmente svolgono all'interno della regione, quindi non so, per galanteria passiamo prima, da chi partiamo? Decidete voi. Ecco, vi chiedo solamente di tenere il vostro intervento sull'ordine dei 10 minuti, non più, per lasciare spazio a domande del pubblico. A voi la parola. Grazie mille veramente per aver organizzato questa serata, che vedo anche una adesione numerosa, per cui questo è veramente importante per noi in regione, ma anche per l'attività che si fa all'interno del territorio. Quindi grazie veramente a tutti. Allora, in regione abbiamo preso parte di alcune commissioni. Devo dire che insieme a Giampaolo abbiamo condiviso e suddiviso anche quelle che sono le materie principali, perché io sono all'interno della Commissione Sanità e all'interno della Commissione Ambiente, e territorio, trasporti, eccetera, e sono all'interno della Presidenza del Consiglio regionale. E poi vi dirà ovviamente Giampaolo Trevisi che fa parte di due commissioni importanti, di cui una è anche presidente della legalità e l'altra appunto per quanto riguarda cultura, studio, scuola, eccetera. Per cui insomma, ecco, abbiamo in mano un po' tutte le materie della regione e credo che questo sia importante. Per quanto riguarda l'ambiente, abbiamo lavorato tanto sulle discariche. Non so se avete seguito gli ultimi avvenimenti, noi abbiamo 3 discariche richieste di autorizzazione qua nel Veronese, di 3 discariche, di cui 2 di amianto, molto grandi, importanti, e una a Valeggio e una nel Villafranchese, Caluri, e l'altra a Sorgà per quanto riguarda la car fluff e quindi i rottami delle autovetture per tutto il nord Italia. Quindi 3 discariche importantissime. Voi pensate che la battaglia che abbiamo fatto non è solo una questione di principio per la tutela della sanità, della salute, dell'ambiente, che sono fondamentali, ma anche per un'altra questione. Verona smaltisce il 50% circa, il 49,5%, dei rifiuti speciali prodotti e smaltiti in tutto il Veneto. Quindi, oltre al discorso di salute e ambiente, c'è anche un fatto che Verona già fa la sua parte alla grande. Quindi abbiamo detto assolutamente no a queste discariche. Io non so se mi sentite bene, perché io sento un rumore. Mi sentite voi? Mi sentite? Forse sono io che magari sono io che... Tieni un po' più lontano. Sentiamo lo stesso. Ecco, mi sentite? No, adesso l'hai spento. Adesso l'ho spento. Mi sentite? Sì. Benissimo. Ecco, io sto meglio. Allora, quindi è una questione anche del fatto che Verona, insomma, già ha tante discariche. Sappiamo benissimo Pescatina, sappiamo quante cave. Voi pensate che anche sul discorso del piano cave noi ci stiamo rimettendo tanto come veronese, e quindi anche lì nella modifica del piano stiamo facendo una battaglia molto importante. Comunque dicevo adesso al nostro segretario provinciale che
sulle 3 discariche quantomeno siamo riuscite a sospendere tutte e 3 in attesa di una intesa che dovrà essere fatta con la Regione Lombardia. Per cui insomma abbiamo fatto una battaglia e credo che come Partito Democratico l'abbiamo veramente vinta e portata a casa. E dopodiché ovviamente vedremo a fine anno questa intesa come verrà costruita. L'altro aspetto è sui trasporti. Voi sapete che i trasporti del Veronese, ma in tutto il Veneto, mancano di un investimento, perché noi siamo penultimi come regione a livello nazionale per quanto riguarda l'investimento. Manca il biglietto unico, mancano tante linee, mancano trasporti per gli studenti, per gli anziani. Abbiamo chiesto dopo gli 80 anni quantomeno che ci sia la gratuità, quindi insomma anche qua stiamo lavorando. Sulla sanità e sociale credo che il tempo e anche gli investimenti siano veramente importanti. Voi pensate che proprio 2 giorni fa mi chiama una signora dicendo che il marito non autosufficiente verrà dimesso in condizioni molto gravi dall'ospedale e non c'è nessun posto, nemmeno privato. La signora è disponibile a pagare 3.500 euro, 4.000 euro, non trova nemmeno il posto privato. Allora, da qua nasce tutto il problema, non da questa signora, da tutto quello che è il sistema veneto, sociale. Voi pensate che l'ospedale sanitario di Mette, fino a qualche anno fa, noi avevamo le lungodigenze, che facevano parte di reparti degli ospedali. Sono stati chiusi tutti perché in sostituzione dovevano nascere questi ospedali di comunità. In realtà ne sono nati esattamente la metà di quelli che erano i posti programmati, tutti gli altri dovrebbero essere così fatti col PNRR, ma manca il personale. E quindi succede che in ogni caso il primo mese, se trovi il posto, è gratuito, dopo lo paghi. Sapete quanto hanno chiesto a questa signora? Oltre 160 euro al giorno. Allora, al giorno. Quindi, allora dico, noi abbiamo 32.000 posti nelle case di riposo, 10.000 sono le persone in attesa, in lista d'attesa in Veneto, 1.750 nel Veronese. Nel Veronese abbiamo 5.000 posti circa nelle case di riposo, 1.700 in attesa, 23.000 sono i non autosufficienti gravi a Verona. Vuol dire che circa 18.000 sono nelle case dei veronesi. Vuol dire che 18.000 sono nelle nostre abitazioni, che è il più grande ospedale in assoluto. E la media dell'assistenza domiciliare è di 20 ore all'anno, non al mese, all'anno la media. Quindi abbiamo un problema che veramente è rilevante, perché attualmente regge per il sistema famiglia, perché abbiamo magari il familiare che regge. Fra qualche anno non ci sarà più nemmeno il sistema famiglia, per cui dobbiamo investire molto. Abbiamo chiesto 100 milioni di euro subito. L'altra battaglia che facciamo è sulla sanità. Voi sapete che mancano medici, no? Al solito lo sentiamo dappertutto, mancano medici di famiglia, mancano medici negli ospedali, mancano infermieri. Ma cosa sta facendo la regione? Assessore Gerosa, la prima dichiarazione che ha fatto, ma l'ha fatta in intervista anche pochi giorni fa in un giornale veneto, ha detto, insomma, il 55% delle prescrizioni sono improprie. Quindi vuol dire che il medico di famiglia probabilmente sbaglia a fare la prescrizione, se sono improprie. Oppure, ho detto io come riflessione, ci deve dire se quelle proprie sono quei cittadini che riescono a fissare la visita al CUP e che corrono per primi. Perché mancando delle indicazioni, quantomeno, o delle direttive, ci deve dire sulla base di quale viene scelta quella propria e quella impropria. Noi ne abbiamo, pensate che l'anno scorso sono stati fatti 18 milioni di visite ambulatoriali in Veneto, pubblico e privato, convenzionato, ma le prescrizioni sono circa 40 milioni. Quindi vuol dire che circa la metà è rimasta comunque senza andare a fare la visita via rinunciato, e parlano di circa l'8%, e il resto se la sono pagata.
e parlano di una media di 850 euro a persona in Veneto. Questa è la realtà. Allora rischiamo che ci apra la porta al privato sempre di più, che va bene se integra il pubblico, ma nello stesso tempo va avanti soprattutto chi ha la disponibilità economica, e questo noi dobbiamo impedire, perché la sanità pubblica deve rimanere universalistica. Avete visto cosa ha dichiarato l'assessore? Ha detto che l'articolo 32 della Costituzione pone un obbligo, ed è verissimo, di prendere in carico gli indigenti. Ma nel momento in cui io seleziono chi devo prendere in carico, vuol dire che la sanità pubblica non è più quella per cui ho creato questo sistema, non è più universalistica, assolutamente, e apro le porte al privato. E poi dobbiamo capire allora chi non è indigente, perché se il Veneto medio percepisce 1.400 euro al mese di stipendio e molti pensionati sono al di sotto dei 1.000 euro in Veneto, chi è l'indigente e chi è che si può pagare le visite? Perché bisogna capire anche questo. Quindi ecco, c'è tutto un sistema che noi dobbiamo veramente cercare di far battaglia per potenziare il pubblico, trattenere i nostri medici che se ne vanno sempre di più, cercare di evitare, perché anche l'altra dichiarazione, e sono le prime dichiarazioni di questa nuova consigliatura, che dice, sempre all'interno della Commissione Sanità, ma è stata resa pubblica, che si dice, beh, insomma, i nostri medici vanno via perché noi non possiamo prendere quelli che vengono dall'estero. E ci mancherebbe, certo che li possiamo prendere, c'è una piccola differenza però, che i nostri che vanno via sono laureati nelle facoltà tra le migliori che abbiamo, non solo in Italia ma anche in Europa. Quelli che arrivano e di cui la Regione ha fatto una delibera sono medici che vengono in Italia e hanno aperto le possibilità e le porte senza titolo riconosciuto in Italia. Quindi vuol dire che noi lasciamo andare via i nostri medici che hanno un'esperienza e un titolo eccellente e magari noi accettiamo di far venire, quindi questo comunque è un depotenziamento di quella che è la sanità pubblica, perché questo è evidente, vero? Questo è evidente. Medici dicono che ce ne sono sufficienti, è vero, mancano nel pubblico però. E quindi noi dobbiamo lavorare tanto, soprattutto per potenziare la sanità che deve essere per tutti e gratuita, e per il sociale che deve prendere in carico la persona nel momento in cui nasce. Grazie mille. Vado senza microfono, tanto si sente. Beh, intanto grazie a chi ha organizzato la serata, grazie a tutti quanti voi che siete qui, grazie perché se io sono qui stasera da consigliere anche grazie a voi che avete votato e al Partito Democratico che mi aveva scelto tra i candidati. Per me è un'esperienza nuova, bellissima, sono strafelice di quello che sto vivendo. Stasera ero contento di arrivare qua, non era un momento bellissimo perché devo dire la verità, ero andato a vedere mio figlio giocare a pallone e aveva perso 5-0. Sentivo alla radio la sconfitta di Venezia e quindi un'altra sconfitta c'era, dico vabbè, però almeno stasera vado lì e incontro un po' di persone del PD, un po' di amici, un po' di sorrisi belli. E quindi grazie perché questa esperienza che sto vivendo è davvero un'esperienza importante, insomma, completamente nuova ma anche stimolante, perché appunto impari cose nuove. Ho imparato e sto imparando grazie anche ad Anna e non solo a cercare di fare politica, insomma. Anna l'ha detto velocemente, ma quello che ha fatto lei per le discariche è stata una vera e propria sua battaglia che io ho cercato di supportare da consigliere veneto del Partito Democratico, però devo dire che se non fosse stato per un emendamento particolare speciale di Anna probabilmente si sarebbe raggiunto un risultato per 2 discariche ma non per tutte e 3 le discariche, però qui la lotta è stata davvero sua e se alla fine siamo riusciti ad arrivare a un risultato bisogna dire davvero bisogna ringraziare Anna da questo punto di vista. Io l'ho detto prima Anna velocemente, sono il presidente della 4ª commissione, l'unica commissione che viene data alla minoranza ed è la commissione legalità, promozione della legalità e non solo, insomma, e quindi devo dire che sto nel mio mondo. Adesso stiamo con la 4ª commissione proseguendo questo percorso che abbiamo fatto, ascoltando i direttori dei carceri e i comandanti della polizia penitenziaria del carcere. All'interno della commissione fatta, come giusto che sia, da maggioranza e minoranza, alla fine abbiamo detto che era importante sapere dalle voci vive di chi ci lavora ogni giorno all'interno delle carceri come fosse la situazione.
sia da un punto di vista dei detenuti, perché insomma non devo citare la Costituzione per dire che la pena deve essere rieducativa, insomma, ecco, di certo nessuno dentro questa sala penso faccia parte di quelle persone che dicono che va chiusa la cella e buttata la chiave in mezzo al mare. E devo dire che purtroppo in Italia, in particolare nel Veneto, abbiamo avuto, soprattutto nel Veneto, stiamo valutando la situazione, è tutto tranne che rieducativa, per un problema di sovrappopolamento, per un problema di scarsità di educatori, di scarsità di psicologi, di scarsità di operatori della polizia penitenziaria. E questo era l'altro tema che stiamo toccando, perché anche le donne e gli uomini della polizia penitenziaria sono lavoratori in divisa, che anche loro vivono una sofferenza di organico e vivono particolari problemi. Abbiamo vissuto il 22 maggio scorso un bel momento con la quarta commissione, perché è arrivata la dottoressa Dolci, che è la procuratrice capo di Venezia, che era ex responsabile della DDA di Milano, quindi della procura che si occupa dei reati antimafia, per parlare non di rischio di infiltrazioni mafiosi, ma di infiltrazioni mafiose che già ci sono nel nostro Veneto. Perché chi si ostina a parlare c'è un rischio di infiltrazione vuol dire che non ha capito nulla. Purtroppo le infiltrazioni ci sono tante, e il fatto di non avere, lo diceva la dottoressa che ancora più di me ne sa, il fatto di non avere contezza di reati che possono succedere ogni giorno nel quotidiano, di macchine bruciate, di intimidazioni, di estorsioni, non vuol dire che purtroppo la mafia non ci sia. Lei è particolarmente esperta di 'ndrangheta, ma in generale lei vede, per quel poco che è stata qui nel Veneto, lei vede la situazione del Veneto molto simile a quella della Lombardia, perché poi le associazioni mafiose in particolare vanno lì dove ci sono i soldi, e quindi vanno lì dove si può investire, vanno lì dove si mettono i famosi colletti bianchi e riescono a investire. E anche questo è un tema che dalla regione può essere sicuramente approfondito. La dottoressa Dolci, e devo dire che mi ha fatto piacere che alla quarta commissione fosse presente anche il presidente Stefani, ha fatto 2 o 3 proposte concrete, e il presidente Stefani alla fine della commissione mi ha detto: poi ci mettiamo a tavolino insieme e vediamo di fare qualcosa di concreto, perché la stessa dottoressa ha chiesto, mi piacerebbe tanto che da questo incontro venissero fuori dei fatti oltre alle parole, insomma. E io credo che lì dove ci sta una disponibilità del dialogo, di trovare una sintesi, al di là di quella che deve essere una nostra dura opposizione, una posizione convinta rispetto a quello per il quale non siamo assolutamente d'accordo, io credo che anche quello invece sia compito di un partito come il Partito Democratico, che è l'asse portante del gruppo interforze della minoranza. E Anna ha parlato di quanto ha fatto, avremmo pure potuto parlare, Anna, dell'intesa che per ora pare raggiunta con la firma di una legge sul caregiver, parlavamo certo. Ecco, lì è stata firmata una lettera da Chiara Luisetto, che era una consigliere del PD di Vicenza, prima firmataria, che è stata colei che insomma ha portato avanti questa legge, e il presidente Stefani, perché io poi credo che persone di buonsenso come me, Anna Maria, e devo dire davvero tutto il gruppo del PD, a partire da Giovanni Manildo, perché voi avete votato Manildo e avete votato una brava persona, un bravo politico, una persona onesta, stiamo lì, come si dice in Veneto, io non sono bravo non per baruffare ma per farlo, perché questo è quanto hanno detto a Paolo Galeano, che invece è di Treviso, e uno dei suoi elettori gli ha detto: sì vabbè Paolo, ma adesso vai lì per baruffare o per fare? Noi siamo lì per fare, e quindi lì dove si riescono a trovare delle sintesi che possono portare a dei risultati per i cittadini veneti e per la nostra regione, e allora bisogna che ci diamo da fare. Lì dove vediamo che invece non c'è nulla da fare, e allora si alzerà la nostra voce, come è giusto che sia, così come si è alzata durante la fase del bilancio, perché noi come gruppo PD avevamo chiesto una cosa, perché intanto c'è poco da dire, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, non ce l'ha il centrodestra che governa la regione e nazionale, e probabilmente non ce l'avrebbe neanche il centrosinistra se governasse la regione o se governasse a livello nazionale. Si tratta di fare delle scelte, e quindi come gruppo PD in fase di bilancio avevamo detto: forse è il caso di aumentare l'IRPEF, forse è il caso di ritoccare leggermente, perché ci possono essere più soldi da poter distribuire in maniera migliore per la sanità, per il sociale, per la cultura e per 1000 altri aspetti di cui la regione si occupa. Questo sapete che prevedeva, in base a una simulazione che avevamo fatto, che le persone che avevano più di 50.000 euro di reddito avrebbero pagato 9 euro in più al mese. 9 euro in più al mese, che è un abbonamento a Netflix o a qualcosa del genere.
e le persone che sarebbero state toccate da questo aumento dell'IRPEF sarebbero stati il 7% della popolazione veneta. Cioè vuol dire che il 93% della popolazione veneta non sarebbe stato toccato da questo, ma al 100% la popolazione veneta avrebbe potuto toccare in mano quali potevano essere i primi vantaggi. Perché poi noi come gruppo PD non avevamo detto solo questo, avevamo detto facciamo questo perché poi possiamo portare avanti questi punti. Però loro hanno detto no, non tocchiamo le tasche ai veneti. È peccato che non le toccano loro, ma noi le tocchiamo sempre, perché a partire dalla sanità di cui parlava Anna, se uno si deve curare, se può e se ha le possibilità, deve metterle lui le mani in tasca. Però è un passaggio difficile, secondo me prima della fine della legislatura probabilmente anche loro capiranno che questa è l'unica soluzione possibile se orientate in un certo modo e se fatte in un certo modo. Io poi mi sto occupando principalmente di quello che è un po' il mio settore, anche se sto cercando di imparare tutto il resto, che è della sicurezza, che non è che non sia proprio una competenza regionale, perché è vero, e forse ne abbiamo parlato anche in qualche incontro qui durante la campagna elettorale, che l'articolo 117 della Costituzione dice che l'ordine e la sicurezza pubblica sono statuari, se ne deve occupare lo Stato e quindi il prefetto e il questore, è vero, però anche la regione, soprattutto per il caso della polizia locale, qualcosa può fare. E allora alla fine è successa questa cosa stranissima, e cioè durante l'analisi del DEF, che sarebbe il documento economico finanziario, e quindi praticamente tante chiacchiere e poca sostanza, però durante quel DEF io avevo presentato credo 11, 12, 13 emendamenti, correzioni al documento di economico finanziario, tutte approvate. Cioè in fase di documento tutte approvate, al punto che tutta la maggioranza mi prendeva pure in giro e dire beh, ma vedi, hai fatto dei begli emendamenti, vieni dalla parte nostra. No, guardate, preferisco che mi bocciate gli emendamenti, ma io resto col PD. Però erano stati tutti approvati all'unanimità, da noi ovviamente, ma dalla maggioranza, perché erano concetti che riguardano tutti, che non riguardano la destra o la sinistra, erano concetti che riguardavano la sicurezza, concetti che riguardavano sostegno alla polizia locale, formazione della polizia locale, concetti che riguardavano la formazione nelle scuole, non solo nelle scuole, della legalità, della cultura della legalità, perché da lì tutto quanto parte. Poi però, fatto questo bilancio in maniera davvero molto rapida, perché abbiamo fatto tutto in 2 settimane fino a mezzanotte in aula, siamo passati dal documento economico finanziario al bilancio vero e proprio, che invece quando poi bisogna tirare fuori i soldi. Lì stranamente quelli che erano i miei emendamenti al bilancio, dove iniziavo a dire vabbè allora dobbiamo tirare fuori i soldi, sono stati tutti bocciati. Quindi tutto ciò che era stato promosso all'inizio invece poi è stato bocciato in sede del bilancio. Ora il problema è stato che, come hanno detto loro, la coperta è corta, non ci sono i soldi. Allora, al di là di questo, al di là della presa in giro, ma non per me, per tutti le 9.600 persone che mi hanno parlato, ma non solo, per tutta la popolazione del centro-sinistra, del Partito Democratico in particolare, no? Del fatto di dire sì, è bene, buoni emendamenti, però poi non ci sono i soldi e quindi continuano a fare quello che succede e quindi continuano ad avere i problemi con gli organici della polizia locale, con una polizia locale che non è formata. In queste zone parlo soprattutto di polizia locale, perché in città la polizia si vede molto di più. Qui vedete i carabinieri, ma le macchine della polizia secondo me le vedete poco e niente, perché la questura è la questura della provincia, ma sapete che le macchine, le volanti insistono soprattutto sulla città ed è per questo che bisogna investire di più sulla polizia locale. Così molto di più sulla formazione non solo delle donne e degli uomini della polizia locale, ma di tutti quanti coloro che devono diventare i futuri cittadini, cioè dei nostri studenti. E lì è stata una delusione, devo dire, anche per me. Voi, l'avevo già detto durante la campagna elettorale, sapete che io sono entrato in politica perché nella fase critica mia figlia appunto aveva detto no papà, lascia stare perché la politica è brutta. E quando c'è stata l'approvazione dei miei emendamenti al DEF, io sono tornato a casa e le ho detto guarda Dalia che invece la politica è bella, perché papà ha detto 10-11 cose sono state approvate. E dopo invece sono tornato a casa quando c'è stata l'analisi del bilancio e a Dario ho dovuto dire che non è brutta la politica, perché la politica è pure lotta, bisogna far sentire la propria voce, bisogna proprio dire le proprie cose e non arrendersi mai. Però ho dato ragione a Davide, che si è aggiunta a mia figlia Dalia, che ha detto la politica è strana, un po' strana è. Ora, mio figlio non ha tutte le idee completamente chiare. Oggi parlavamo di Padova per un'interrogazione di geografia e mi ha detto che a Padova c'è la cappella degli scroti e non quella degli scrovegni, quindi non ha le idee chiare. Però sul fatto che la politica sia strana, questo è un po' sì. Però vi assicuro che se la politica in Veneto
e meno strana di quanto possa sembrare, anche grazie ad Anna Maria, nel mio piccolo, a me e alle tante altre persone che fanno parte della minoranza, che stanno lì per dire la loro, che stanno lì per stringere la mano quando è il caso di stringere la mano e ottenere dei risultati, perché poi a quello bisogna puntare, e che stanno lì per alzare la voce nel momento in cui bisogna alzare la voce e dire no, non ci siamo a quello che voi state dicendo. Insomma, la lotta è dura, perché probabilmente in regione si è già un po' staccati, no, dalla realtà. Io penso a coloro che hanno incarico nei comuni, assessori, sindaci, in regione si è già un po' staccati, poi se si è consiglieri oltretutto di minoranza si è ancora più staccati. Però io credo che quello che si sta facendo fino adesso sia un ottimo lavoro fatto da un buon gruppo del Partito Democratico, che rispetto alla legislatura precedente, Anna Maria ne è testimone, intanto è più numeroso e già questo conta tanto, e poi ho fatto da tante persone davvero belle, che se uno avesse dovuto decidere quali persone scegliere, probabilmente queste sarebbero state scelte, perché ci sono giovani e meno giovani, competenti su alcuni settori, competenti su altri settori, in maniera tale che l'intero gruppo PD abbia una visione a 360 gradi su quello che può essere utile per la nostra regione, insomma. E quindi io chiudo ringraziandovi ancora per la vostra presenza, rimanendo qui per le vostre domande e per sentire Guglielmo e Franco, e ringraziarvi per tutto l'apporto che ci potete dare anche soltanto con il pensiero, insomma, perché noi stiamo lì a rappresentare voi stessi, non a rappresentare noi stessi, insomma. Grazie. Sentire parlare Giampaolo riscalda il cuore, perché parla di argomenti che sono stati sempre un po' lontani, forse anche dai temi più importanti, no, che discutiamo dentro la nostra area, e poi sentire la carica umana è una cosa in più, che è questo anche che ci vuole, credo, oggi, perché guardando l'afflusso alle elezioni, no, nel veneziano, 10 punti in meno di votanti rispetto alle precedenti amministrative, mi pare, no, dal 62 al 52, perché la gente non va più a votare? Perché non riesce a cogliere una possibilità di cambiamento? Ecco, questa è una domanda, credo, che ci dobbiamo fare anche noi, no? Per ragionare, vedere nel nostro Veneto come stanno andando le cose, e anche capire un po' meglio, forse cercare, sforzarsi di capire un po' meglio qual è il ruolo di una componente come la nostra della società, per cercare di dare una speranza anche a chi soffre, quello che diceva prima Anna Maria. La gente sembra rassegnata, no? È capitato anche a me la scorsa settimana una persona ricoverata, giovane, 64 anni, ricoverata in psichiatria a Bussolengo, ma cacciata 3 volte prima dai pronti soccorso, rimandata a casa, una persona con un disturbo psichiatrico, una purtroppo anche demenza importante a quell'età lì, che non si sa più dove metterla, che non ha assistenza a casa perché ha il marito malato e un figlio che vive lontano. Ecco. E la gente poi dice: ma che cosa vuoi farci? Non ci si può fare niente, non ci sono prospettive a cambiare questa situazione. Ecco, ma ci sono le prospettive. Da che cosa possono dipendere? Può dipendere il cambio di prospettiva. Allora, ecco, io sono contento di che qua i nostri consiglieri regionali hanno una battaglia improba da fare, perché insomma ci ha appena detto Giampaolo, Anna Maria, ma restando al tema diciamo di cui mi occupo io, e io insomma dirò 2 cose soprattutto sulla situazione locale, credo che va tenuto presente un tema generale. Siamo di fronte a una svolta, credo, epocale per certi versi, anche se sotterranea nel sociale e sanitario. Quando Gerosa dice, come ricordava Anna Maria, no, l'articolo 32 della Costituzione, garantire le cure agli indigenti, no? E si ferma lì, dimenticando la prima parte di quell'articolo che dice la salute
è un diritto fondamentale dell'individuo e un interesse della collettività. Si ferma lì, anche se chiacchiera sul concetto di salute, e dice, no, questo è gravissimo, bisogna valorizzare i capienti, cioè quelli che, lui dice, no? Quelli che se la possono pagare, e che se la paghino quelli che possono pagarsela, la sanità, e gli altri li assisterà lo Stato. Questo è uno stravolgimento dell'articolo 32 della Costituzione, che vede la sanità non come riparazione dei guai, delle malattie, no? Uno si frattura una gamba, ha un'assicurazione, va dal miglior chirurgo, il giorno dopo della frattura viene operato, eccetera. Ma che è un diritto di tutti, sarebbe, ma la sanità non è questo, la sanità è qualcosa di molto differente, e poi c'è l'integrazione tra la sanità e il sociale. Se si frattura una gamba a un vecchio che ha 3 malattie, che vive da solo a Prum, e che ha il diabete e che fa fatica ad usare la macchina, è un problema sanitario o che tipo di problema è? Che competenza ha? Secondo l'interpretazione di Gerosa, che capienza ha questo vecchio? È un problema sanitario o un problema sociale? Se c'è un ragazzo, un adolescente, che ha un disagio giovanile, che va male a scuola, che usa sostanze, che si lascia andare, che è un problema di salute mentale da garantire con le visite dello psichiatra, o è un problema del tessuto sociale dove vive, della famiglia, delle abitudini? Le malattie non sono solo malattie, ma c'è la prevenzione, e quindi c'è un sistema che deve stare in piedi, e che è il sistema storico, il nostro sistema storico, che ci ha dato un vantaggio di quasi 7-8 anni di vita, di aspettativa di vita in più rispetto al modello americano, che è questo qua, proposto da Gerosa. Allora questa è una riflessione molto grossa da fare, che non possiamo fare qua questa sera, che però insomma bisogna fare con, direi, con una grande forza, ma come una battaglia di principio. Gerosa dice: la fantasia al potere. Ma pensate che razza di stravolgimento che fa questo rispetto a quello che veramente dovrebbe essere, diciamo, un cambiamento di rotta, stavo per dire rivoluzione, rispetto all'andamento della sanità e sociale. Ecco, ma voglio passare dal livello generale al livello locale, perché credo che poi è anche qua che ci dobbiamo misurare. Qua siamo insomma, San Pietro in Cariano, in mezzo alla Valpolicella, ma ecco, ci sono i grandi temi che il partito sui quali deve battersi con grande lucidità e limpidezza, ma anche con coraggio, diciamo, di affrontare una decisione epocale sul tema sociale e sanitario, ma noi dobbiamo farlo a livello locale. E siamo chiamati a farlo a livello locale per non far passare poi di fatto le cose, il degrado, diciamo, del sistema. Allora, per quello che riguarda il sanitario, io parlo soprattutto di territorio, nella nostra zona, perché poi Gerosa lui è un eminente cardiologo, io cardiochirurgo l'ho conosciuto, ma ha una visione che è strettamente centrata sul funzionamento degli ospedali, sulla razionalizzazione della produttività degli ospedali, necessaria, indispensabile, assolutamente, ma gli ospedali non possono lavorare bene, non possono essere razionalizzati e produrre la loro funzione, che è quella in 3 giorni di rimettere una protesi a uno che ha la frattura di anca, se non funziona il territorio. Salta tutto. Il funzionamento del territorio è la premessa, perché quel vecchio deve poter essere dimesso in 3 giorni, deve poter avere qualcuno che lo assiste, un'ADI organizzata, un medico di famiglia che va a casa. Ecco, se non funziona il territorio,
Gli ospedali non funzionano. Io credo che con Gerosa bisogna essere molto chiari su questi argomenti qua, perché le prime mosse che ha fatto non portano tanto lontano. Visto i provvedimenti sul territorio, ha ripetuto quello che dice la conferenza Stato-Regioni, non ha dialogato con i medici di famiglia. Veniamo ecco, per restare al territorio, i medici di famiglia. Allora il nostro bacino, questo bacino territoriale della Valpolicella, che diciamo per quello che riguarda il riferimento alle case di comunità, fa riferimento a Bussolengo, è fatto da 3 ambiti territoriali che si chiamano AFT. Io credo che noi dobbiamo anche inculturarci un po' come tutti, sia come partito ma anche come insomma, cittadini, su come funzionano le cose, per capire che cosa puoi fare concretamente, perché qua che poi vengono fuori i problemi. Allora, questo bacino territoriale è fatto da 3 aggregazioni, 3 zone di aggregazione dei medici che si chiamano AFT, parte da Peri, Dolcè, Sant'Ambrogio, Pescantina, Bussolengo, poi tutta la Valpolicella, da Sant'Anna d'Alfaedo, Negrar, sono 3 AFT. Una è Bussolengo e Pastrengo, una è di queste aggregazioni funzionali dei medici di famiglia, una è Dolcè, Pescantina e Sant'Ambrogio, e un'altra, di questa zona della Valpolicella, Fumane, Marano, San Pietro in Cariano, Negrar e Sant'Anna. In queste 3 AFT mancano la bellezza di 36 medici in rapporto alla popolazione. Questo è un dato appena pubblicato dalla Regione che ha fatto il bando, vedremo quanti nuovi medici accettano di inserirsi in questa zona. L'anno scorso più o meno mancava la stessa quota e se ne sono inseriti 5 o 6, quindi scontiamo una carenza che diventa storica. Questo significa che cosa? Che i medici attualmente in servizio nella nostra zona hanno in media 1750 assistiti ognuno. Ognuno di questi medici ha circa 120 persone non autosufficienti che non possono muoversi da casa. Non possono perché sono non autosufficienti. Allora, secondo diciamo, la programmazione delle case di comunità, tutte le persone residenti in questo bacino territoriale, queste 3 AFT, dovrebbero confluire nella casa di comunità di Bussolengo. Si tratta di 95.000 persone circa. La casa di comunità di Bussolengo, ma chi l'ha programmata? 3.200.000 euro di spese, a 20 metri dall'ospedale. Stamattina era aperta, hanno tolto tutte le impalcature e c'è scritto casa di comunità. Sì, a 50 metri dall'ospedale. Lui non sa che cosa metterci dentro, allora ci mette dentro, stanno facendo il trasferimento di uffici amministrativi che attualmente sono al centro polifunzionale, amministrativi, parliamo di servizi amministrativi, non di cura, mettono dentro servizi amministrativi a 50 metri dall'ospedale. A Bussolengo lavorano 11 medici di famiglia, tra Bussolengo e Pastrengo, 11 medici di famiglia, solo 3 di questi 11 medici di famiglia lavorano insieme in un piccolo gruppo con una segretaria, gli altri lavorano da soli in 5-6 ambulatori dispersi. Com'è possibile reggere che regga una sanità di questo tipo? Allora, sono anni che si sa queste cose. C'è una responsabilità precisa della direzione dell'UIS che già 5-6 anni fa poteva, ma ancora prima, convocare questi medici e, per esempio, proporre una organizzazione dell'attività dentro, per esempio, il vecchio ospedale. Allora, unire i medici, che andrebbero molto meglio anche loro, eccetera. Ma pensiamo, questa casa della comunità,
dovrebbe avere, secondo il DM77, medici di famiglia, pediatri, assistenti sociali, specialisti, diagnostica di base, l'ecografia, l'elettrocardiogramma. Prima diceva Gerosa 55% di inadeguatezza, ma si è chiesto da dove salta fuori sta roba. Ma si può mettere dentro la casa di comunità di Bussolengo la diagnostica di primo livello quando c'è a 50 metri un ospedale che ha il pronto soccorso, ha il laboratorio, ha altri rilievi, eccetera? Ma chi ha fatto questa scelta? Perché poi le cose passano attraverso le decisioni pratiche e concrete. Allora, queste scelte sono state fatte dalla direzione del LUISS, approvate dalla conferenza dei sindaci e quindi anche i nostri comuni le hanno approvate. Nessun voto contrario, nessuna osservazione critica. Così passa il degrado della sanità e lo stravolgimento Allora, di chi è la responsabilità? Certamente del governo, certamente del Presidente della Regione, ma noi che cosa possiamo fare? Questo solo per restare un attimo su sé. Adesso non volevo, ho portato alcuni dati anche di tipo informativo, ma mi rendo conto che si va troppo per le lunghe a parlare di queste cose. Ma io credo che da qua parte un'osservazione del nostro territorio, la consapevolezza di che cosa sta succedendo nel piccolo per capire quali sono i possibili rimedi poi nel piccolo e anche nel grande. Passo velocemente al sociale, sanitario, che non può essere staccato dal sociale. Allora, voi sapete che nella nostra zona è appena stato formalmente sottoscritto dal notaio la Costituzione e lo Statuto della ATS, Ambito Territoriale Sociale. È il secondo in tutto il Veneto che viene approvato, un altro c'è nel Bassanese, in qualche altra zona non sono abbastanza vicini a farlo, ma no. È il secondo che viene fatto. Un bacino ATS di 300.000 abitanti, 300.000 abitanti, che dovrebbe avere l'occhio su quel vecchietto che abita a Pru, che si rompe, si è fratturato il femore, che ha bisogno della infermiera che va a domicilio, di chi gli porta i pasti, di chi gli confeziona. E che ha il diabete. E che ha anche il diabete, di chi deve fare le punture. La realtà è. Allora, che ha sede a Sona, 300.000 abitanti. Tra l'altro, ecco, è un dettaglio tecnico se volete, ma poi i problemi nascono da qua. Quando è stato diciamo, definito questo ATS, è stato diviso in 5 zone. In 5 zone. Noi siamo nella zona, questa zona qua della Valpolicella, la zona della Valpolicella, poi c'è il lago, c'è il Caprinese, c'è la zona che hanno chiamato Morenica, che è Sona, Somma Campania, e c'è la Bassa, 5 zone. Però le zone, diciamo, della sanità, cioè quelle che fanno riferimento, per dire, restando al nostro ambito, noi dovremmo fare riferimento alla casa di comunità di Bussolengo, no? Tutta quella zona che dicevo prima, Val d'Adige, Sant'Anna, non coincidono con le zone dell'ATS, che sono le zone sociali. Per cui, per esempio, per essere pratici e concreti, Dolcetto, che come riferimento sanitario i medici dovrebbero andare a Bussolengo, come sociale invece dovrebbe andare a Caprino. Allora, la casa della comunità è il luogo dove c'è la sintesi tra sociale e sanitario, dove si fa il PUA, punto unico di accesso, c'è scritto nel DM 77, dove uno va dal medico, è non autosufficiente, ha bisogno di fare la svama per andare in casa di riposo, esce dallo studio del medico, di là c'è l'assistente sociale, fa la svama e compie. Questo era il disegno di chi ha pensato le case della comunità a livello teorico, ma questo non succederà perché già nel nascere chi ha pensato il sociale
non ha pensato all'integrazione, almeno per questo argomento, con il sanitario. Quindi nasce con la gamba sbagliata. Questo non solo per la nostra zona, ma anche per altre zone del nostro distretto. Un altro punto, che insomma, sono vari punti, non vorrei andare troppo sul tecnico, ma anche il sistema di voto. Allora, i sindaci, nella conferenza dei sindaci, votano il bilancio dell'UILS. Quando votano il bilancio dell'UILS, che prevede i finanziamenti per gli ospedali, i medici, i servizi distretti, il CSM, eccetera, no? Quando votano il bilancio dell'UILS, ogni comune ha un voto. Un comune, un voto. Ecco, vabbè, insomma, si dice... C'è anche quello che abita a Ferrara di Montebaldo che ha gli stessi diritti del cittadino che abita in Piazza Erbe, magari ha qualche problema in più ad accedere ai servizi, quello là. Quindi un comune, un voto. Invece nell'ATS hanno pensato di dare più peso ai comuni che hanno più abitanti. E quindi, per esempio, un comune come Fumane, il peso del comune di Fumane con la sanità valeva 2,7 su 100, adesso vale 1,6 sul sociale. Quindi allora ci domandiamo anche il diritto del cittadino, perché questa discrepanza? E votano tra l'altro, e l'ATS voterà il piano di zona che attualmente viene votato nella conferenza dei sindaci, quindi vota lo stesso argomento, ma con, diciamo, penalizzando i piccoli comuni. Questo significa che i piccoli comuni non vanno più alle aggregazioni dei comuni. C'è una partecipazione alla conferenza dei sindaci intorno al 56% dei comuni. Non ci vanno, non sanno nulla di queste cose. Allora, ecco, io chiudo qua perché mi rendo conto, insomma, scendo un po' sul tecnico, però noi come partito che cosa possiamo fare per cogliere poi la domanda di quel vecchio lì o di quella famiglia con il ragazzino che ha problemi? Perché succede? E la rassegnazione, perché non ci sono i servizi, perché viene chiuso il CSM, perché non... Passano da lì le decisioni, nella nostra zona. Passano dalla conferenza dei sindaci e dalla gente. Che cosa possiamo fare? Questa è una domanda, credo, un tema sul quale nelle amministrazioni si è discusso poco, perché sono sempre stati delegati questi argomenti all'USL e nei consigli comunali la gente non sa che cosa si sta decidendo, di che cosa si sta parlando, e quindi vengono votate le cose senza intervenire. È allucinante, se guardate, io ho guardato tutte le delibere dal 2021 fino ad adesso, non c'è mai stato nelle conferenze dei sindaci, nella comunità, un voto contrario. Mai. Chiudo. Credo che si potrebbe anche pensare come partito di zona a fare qualche cosa anche di pratico organizzativo per intanto scambiarci le informazioni su questi argomenti, essere pronti a quando arrivano nei consigli comunali e quando si va poi nel comitato dei sindaci di ambito o nella conferenza dei sindaci di ambito alzare la mano e dire: mi spiega perché sono stati tagliati 1,5 milioni dal bilancio dell'UILS sul finanziamento della medicina di famiglia, che metà dei medici di famiglia lavorano ancora come nell'Ottocento da soli, senza segretaria, perché? Allora, ecco, chiudo qua. Mi dispiace insomma avere un po'... assoluto che abbia avuto il PD negli ultimi anni. Le elezioni comunali si votano con le preferenze, le uniche elezioni che rimangono senza la possibilità di esprimere delle preferenze sono quelle nazionali. Non voglio dire che la disaffezione dal voto sia dovuta solamente a questo, però anche il fatto di dover votare
mangia questa minestra o salta dalla finestra, forse è un elemento per cui alcuni preferiscono rimanere a casa oppure vanno a votare con minore entusiasmo. E ora il PD non è mai stato contro le preferenze, ma quello che noi chiediamo, e c'è una mozione in questo senso, una mozione che è rivolta al segretario provinciale che è qua presente, alla segreteria regionale e alla segreteria nazionale, è quella di far sì che il partito faccia propria questa battaglia e la sostenga con vigore ed entusiasmo e convinzione. Poi capiamo che non dipende solo da noi avere le preferenze, però almeno che sia chiaro che noi le ricerchiamo, anche per evitare che sia magari la destra a fare una nuova legge elettorale con la destra ha una tendenza a fare delle porcate. Anche noi non è che siamo esenti, se vogliamo vedere in particolare la legge con cui stiamo andando tuttora a votare, che succedeva ad al Porcello, il quale a sua volta non è che fosse un granché. La legge sta pensando, a parte ad una legge elettorale con un premio di maggioranza assolutamente smisurato, ma sta per accontentarsi fra di loro. Stamattina c'era sul giornale la bella trovata, dire mettiamo le preferenze, però il capolista è bloccato, cioè il che uno Simone. ok, vabbè, esatto, cioè le preferenze col capolista bloccato vuol dire adesso che in una elevatissima percentuale probabilmente voti per il capolista bloccato. Ecco, è un invito che noi rivolgiamo ai livelli superiori del partito. Non siamo noi a scrivere la legge elettorale, ci rendiamo conto che ci sono dei tecnicismi che rendono, diciamo, che creano delle difficoltà nel portare avanti le risposte, però è un principio quello che vogliamo affermare. Il principio è che il Partito Democratico è favorevole alle preferenze. Se c'è un barlume, una possibilità, uno spiraglio di apertura in questa direzione, che il partito lo segua. Anche le preferenze, ad esempio, sulla parte proporzionale, che circa 2/3 dell'attuale Rosatellum, sarebbero già una cosa buona, perché sarebbero un miglioramento rispetto all'attuale sistema fatto per listini bloccati. Ecco, questo per cui, se siete d'accordo su questo principio, io vi invito a firmare quella petizione, per chi non l'ha ancora fatto. L'abbiamo già fatta in molti circoli, praticamente in quasi tutti i circoli, ad eccezione di quelli che andavano al voto di questi giorni, che sono gli ultimi, non volevamo disturbarli. Dopodiché impileremo tutte le istanze fatte dai vari circoli e le consiglieremo nelle mani del nostro qua presidente segretario. Grazie. Bene, dato l'orario, non so se c'è qualche ultima domanda proprio, altrimenti credo che sia l'ora di... La prossima volta però spendi 50 euro in più e prendi una sala più grande, qua che ci sono, sono seduti su 2 sedie in fondo. Sì, il problema, tu sai bene, no, che far vedere fuori la gente alla sera è sempre un problema. Sono venuti, a me fa piacere vedere questa bella partecipazione, insomma. Giustamente, come diceva la signora Rosaria, io faccio la campione per via dei capelli, insomma. Vabbè. Io sono rimasto molto soddisfatto, credo anche molti di voi, di quello che si è detto questa sera. Sono convinto che il Partito Democratico